Cosa ne pensa Raffaele Padrone, segretario di UGL Sicurezza in Friuli Venezia Giulia, della domanda che stiamo ponendo, che prego la regia di riproporre, cioè se secondo lui è d'accordo sul fatto che molti dicono che questo decreto svuota carceri in un paese serio sarebbero costruite delle carceri nuove, no? Invece di lasciare andare in malora le caserme come in Friuli Venezia Giulia si possono creare delle carceri nuove o mettere in funzione delle carceri dove si sono spesi miliardi e mai aperte, invece ogni 3 anni, e poi ti dicono sì, ma perché l'Europa ovviamente ha detto, certo che l'Europa ha ragione, cioè non possiamo mettere in una cella di 3x4, no? 733 persone, ovviamente dico, no? E ci mancherebbe, ma in un paese civile si costruiscono nuove carceri, no ogni 2 o 3 anni l'indulto, il premio e qua e là, perché tutto questo va a verificare il lavoro A delle forze dell'ordine, B della magistratura. O sbaglio? No, non sbaglia, perché anch'io tempo fa avevo fatto proprio un'azione scrivendo anche sui giornali di questo fatto. Se lei si ricorda, dicevo... Renzi, guardi, scusi, Renzi, sintonia con Forza Italia su 3 temi diversi, tra cui la legge elettorale. Quindi questa sera immagino che Quagliariello, Schifani e compagnia bella, assieme ai Monti, insomma a quei piccoli partitini, incominceranno ad avere qualche problema che andrà a riverberarsi poi sul governo Letta. Prego, allora. Dicevo, avevamo scritto proprio su questo fatto, perché nelle carceri italiane, se lei entra, effettivamente trova quello che ha detto, c'è un sovraffollamento. Allora, le condizioni sono quelle di ripristinare tutti quegli edifici che non possono essere, che non sono più stati chiaramente utilizzati. Noi ne abbiamo qui anche in Friuli Venezia Giulia, era stato ritrovato poi il sito su San Vito, ricordo avevo fatto questo intervento insieme al sindaco di Bisceglie. C'era questa possibilità di andare a sistemare un sito dove era possibile inserire queste persone, c'era la possibilità di dare del lavoro anche a nuove persone. Il discorso era stato questo: se noi facciamo un carcere di 900 persone, di 400 persone come voleva essere, ci volevano poi 900 agenti. Se vi ricordate io scrivevo questo. Bene, siccome 900 agenti a Pordenone non le metteremo mai, allora il discorso diventa un po' più difficile. Questo poi è la realtà, ma che nelle carceri si stia in sovraffollamento è ovvio. Guardiamo chi sta nelle carceri, direttori e telespettatori. Se noi guardiamo quelle persone che sono andate dentro lì, sono persone che sono tutte clandestine. Oggi in Italia ci sono tutti clandestini, questi vogliono togliere il reato di clandestinità. Che significa? Significa che poi se escono da lì continuano a delinquere. Quindi io manderei un bel sì. Il reato di clandestinità, io sono per il reato, però una volta che uno viene preso per il clandestino bisogna fare immediatamente il processo e rispedirlo a casa sua. Sa benissimo che non è così. Invece qua lo si rimanda dentro, sa che non è e così. poi c'è il magistrato, è una continua presa chi in entra in Italia oggi non esce più. Questo... Grazie Rosario Padovano, Raffaele Padrone, segretario UGL Sicurezza Friuli Venezia Giulia.